Bella ragazzi, tutti del commentario veneziano, va di mondiali iper impossibili ragazzi, perché siamo con la nostra Italia, non cercare di fare meglio di quello che ha fatto quel porco di sventura. Lì, ragazzi, la rosa è scandalosa veramente, cioè nella realtà I mondiali di calcio tipo sono l'evento sportivo più l'obiettivo era passare sognato almeno da al primo turno, Olimpiadi sarà un e questa miracolo, sembra sarà sia durissima, un'idea. però proviamoci, Ciò che siamo a possiamo attenderci Novgorod, dalla sfida di oggi che commenterò assieme a Stefano siamo contro la Nava. Corea, dobbiamo vendicare la sconfitta del Immagino di questa 2002, un 2-1 competizione agli ottavi e nulla anche la e sconfitta del uguali, 66, anche se quella era almeno la in Corea del ambito Nord, del mitico calcistico. Patwick. Sono le migliori Vai, nazionali al mondo. Speriamo sia a garanzia di Novgorod. qualità per il match che sta Abbiamo per Cutrone in panca, iniziare. che... Ecco i titolari. Attenzione subito, Immobile. Attenzione! Vai Ciro. Centra in pieno il difensore. Mamma mia che squadra che abbiamo, Spazzato via Parolo. bene dalla Madonna. difesa. Ah, mi sono dimenticato di mettere Il Bonucci tocco per di Rugani, testa. cazzo, vabbè. Vediamo come gioca Rugani, almeno facciamo riposare dopo qua. Con la Corea Punta non vorrei avere l'area. troppi problemi, spero. C'è un buon anticipo. Yuhu Park. E così ragazzi, c'è Cutrone che lo mettiamo, comunque fa ridere pensare che Cutrone l'ho preso su Football 2 anni fa, che non lo conosceva quasi nessuno. Ottima Tutti a lettura idolatrare dopo Cutrone, ma l'angolo. queste sono le scoperte del Cume ragazzi. Che il canale ne ha tante nel suo carniere. Vai. All'insigne. Ciro Immobile. Immobile, Migliora distanza. bello. Bel Corner tiro di dunque Immobile. per l'ultimo tocco di un Ah, cazzo, difensore. calcio d'angolo, meno male. Calcio d'angolo battuto. Chiellini, bravo! Peccato, beh, peccato. Giorginio. Stiamo dominando Immobile, non sembra neanche l'Italia Immobile. Prova ad andare. Madonna Immobile, Insigne, il nanetto, madonna Insigne. Hong-Min-Son. Occhio al contropiede qui. Bravissimo, vai Rug. Vai Rug. Rugani che è la Persico, madonna. Come fai a giocare con quella donna? Rugani. In porta. Mamma mia, sei sempre Sì, partiamo prosciugato con da un quella calcio donna. d'angolo a nostro favore. Corner battuto in mezzo. Rugani, proprio Ruga, mamma mia. Sicuro l'intervento del portiere. Peccato, Beppe, peccato. Prima giornata della fase a gironi per queste due squadre. Stiamo dominando comunque, eh. Può sempre Bravissimo. riservare brutte sorprese, soprattutto se lo sottovaluti, se non arrivi preparato. Vai sia Immobile. dal punto di vista fisico che mentale. Sei d'accordo Stefano? Assolutamente. C'è anche Belotti, però. Le qualificazioni, le amichevoli sono tutta un'altra cosa da oggi. Si inizia a fare sul serio. Ci sono un paio punti pesanti. E chi non è pronto rischia di Occhio, no, il primo affondare tiro, subito. grazie. Nessun Bravo problema Gigione. per il portiere. Darmian. Per Verratti, l'uomo più inutile dell'Italia. Sempre rotto, Verratti, madonna, Verratti, mamma mia. Che cioccolataio. Buona l'intuizione qui. Non può sbagliare da lì. Buffon, la parameno male che c'è la Germania, che teoricamente la Germania deve avere 3 punti sicuri, visto che tra mondiali europei non ha mai vinto contro di noi, solo nelle amichevoli. O comunque in partite che non siano mondiali europei. Perché anche nel 2016 hanno vinto i rigori, quindi per la FIFA comunque la partita è pareggio. Palla schizza via. Insigne, il magnifico, Giorginio. Vai Giorgi. Vai Giorgi. Vai Cutrone. Vai Patricone. Marco Verratti. C'è Candreva, i cross sono assicurati con Candreva. Fallo. Chiaramente non danno nulla all'Italia. Oh, con la Russia era rigore questo, è pazzesco comunque. Sappiamo che l'Italia comunque dà fastidio. 4 mondiali vinti da noi. C'è gente che parla a 0 mondiali. Hong-Min-Son. Ci sono metri a Occhio. disposizione. Mamma mia. Bravo, vai Parola. Abbiamo Bonucci che sposta l'equilibrio adesso. Mancano 5 minuti Dai, alla fine della partita. Candrevone. Intercetta un pallone pericolosissimo. Che palle. Guadagna metri verso l'area. Niente, 88esimo. Hong-Min-Son. Male, non mi aspettavo un pareggio alla prima. Il Verra. 2 di recupero, i soliti 2 di recupero Verratone. Verratone dalla Cutrone, Cutrone deve fare come Schillaci, Italia 90. Eccolo qua, oddio. Vai Cutro. Cutrone! Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, cosa mi hanno annullato? L'infortunio obbliga l'allenatore al cambio. Che schifo, con proprio la solita Corea. Nelle fasi finali degli europei mondiali non avevo mai perso, neanche nel 2016, hanno vinto i rigori, ma per la FIFA comunque è pareggio. Quindi cerchiamo di continuare così.
Però sta squadra non mi sta piacendo molto, l'hanno fatta veramente scarsa la squadra, non qualificate, la cosa per carità si può anche stare, ma ricordo alla Russia che siamo sempre l'Italia, È pronta a darsi battaglia e regalare spettacolo, non cambiare canale. Io lo ricordo. Vai. Vai Fiori. Vai. Germany vs Italy. Vai. Di chiusura dei 22esimi giochi olimpici invernali. Il Ho messo Immobile, Schillato, Cutro, Schillacci, che sarà così, lo so, me lo sento che farà i gol alla Schillacci, inaspettato. Lo mettiamo nella seconda frazione. Del terreno di gioco che offrono una visibilità perfetta. Sembra quasi di Occhio. stare in campo, Pier. Occhio Beppe, madonna subito Royce. Una palla gol nitida. Paradossalmente basta un pareggio e poi battere però i messicani. Basta che non perda con i tedeschi, mi basta solo importante trovare quello. il gol dopo pochi minuti avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se ancora Verra, troppo presto per fare Ciruzzo. calcoli. Ricordiamo che avevamo Neuer contro, leggermente forte. Si avvicina all'area. Vai, Insigne, Lorenzo Insigne. Insigne. Ottima la lettura del Ciruzzo. Immobile. Gol di Ciruzzo subito! Italia 1, Germania 0. Ripagati. Avanti. Bravo Ciruzzo. Partenza lanciata, vedremo se Bravo Ciruzzo. sull'acceleratore. Tutto il boato dei tifosi italiani. Ciruzzo ancora. Ciruzzo. Provano gli azzurri. Verdi, Verdi, Verdi. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a passare. Werner. Porca miseria. Per la trama con un buon intervento. Werner. Bravo. No. Subito dunque calcio di punizione. Buono Ok. l'anticipo del difensore. Vai Immobile. Kimmich. Avanza Occhio. Müller. Roba nostra, roba no. È angolo, ma va bene. È angolo, ma va bene. Sono molto felice. Quella Germania la sentiamo sempre. La grande classica del calcio mondiale e la super classica del calcio europeo. Ancora angolo. C'è il cross di Royce. No. Bravo Gigione, no. Gigione impazzito. Attaccante colpito a botta sicura. Prodigioso Gigione, dai, riflesso pensaci un dell'estremo po'. difensore. Mamma mia. Sarà Fallo, calcio di fallo. punizione contro la Germania. Grazie, grazie. Quanto godo. Ce la gustiamo tutte Italia e Germania. No, ste robe. Intercettando il lancio. Giorginio, sti oriundi. Vai Lori, Occhio al Lori. movimento. Lori, Lori. Neuer la parla bene. Ecco Immobile. il tiro. Ciruzzo, ancora Neuer. Dave via. Sarà calcio d'angolo. È scarso Neuer, eh? Calcio d'angolo battuto. Jack, Palla in messo mezzo. Jack sta partita. Attento qui. Giorginio. Il difensore che allontana. Giorginio ci prova, cosa fa Giorginio? Ha fatto una cosa abbastanza Sami Khedira. inspiegabile. Mella. Gran No. palla di Özil. L'essenza di Timo, gioiellino del Cume, l'essenza di Timo, ciao. Bravo, Non puoi qui segnare il potrà Cume. salvare la propria porta, ma che errore dell'attaccante. Era solo, poteva piazzarla comodamente, invece ha calciato malissimo. Ok, ancora Immobile. Ciruzzo, ho scatenato Ciruzzo. Müller. Buono l'1-2. Sami Khedira. Occhio, Occhio a Werner. occhio, occhio. Ottimo intervento. No, Royce. gol di Royce. Sono di nuovo in parità. grazie L'uomo a dei capelli perfetti, pareggio. mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Vai. È il primo vero tiro, eh. Parità, grazie al gol dell'1-1. Verdi. Guadagna metri verso l'area. Dai, Immobile niente. L'importante è non perderla per il record italiano e soprattutto per la classifica. Alla recuperata, azione interrotta. Siamo alla seconda gara del giro. Vai, Verra. Il ghiaccio all'esordio, vedremo con quale spirito affronteranno questa seconda sfida che potrebbe essere. Bravo Immobile, Verratti, l'uomo inutile, fammi un gol. L'inutile, Verdi! Non ci credo, gol di Verdi. Grande Verdi, 2-1. Davvero grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la
Primo gol di Verdi. che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Grande Adesso la Verdi. Germania, ovviamente sarà costretta a inseguire. Marco Reus. La Germania prova ad Occhio. avanzare. Hector. Arriva Reus. Bel passaggio. Bravo. Stavolta meno Ok. preciso del solito. Dai che la Germania è in bambola contro l'Italia. Vai Verdi. Verdi. Per Ciruzzo non è mai fuori gioco. Che vergogna. Voleva sorprendere la difesa, ma qui ha finito Mamma l'offside. mia, che ladri. Vai. Immobile. Finisce il Hanno primo chiuso in tempo. vantaggio il primo tempo. Vai. Ripresa che ha avuto inizio, gestiscono il primo possesso palla. Vedremo quale delle due squadre uscirà meglio dall'intervallo. Verdi. A volte a pausa rischia di togliere Verdi per Jack. concentrazione ai 22 Vai di campo. Geccone, vai Geccone. Fondamentale non staccare No, per di il testa tacchino. è dura con Achtung. Insigne. Zappacosta. Ma è roba nostra, è roba nostra, è roba nostra. Occhio a Verdi. Dai che devo fare i 3 punti sicuri con la Germania. Attenzione. Mobile. Immobile. Occhio, si libera facilmente. Cosa ha fatto Immobile? Che Facile brutto. dargli via. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana. Mamma mia. lontana. Attenzione, ha segnato la Croazia. Ai 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 Marco ai. Verratti. E possono ripartire. Occhio alla rimessa degli azzurri. Ah, miseria. Verratti. Dai ragazzuoli, dai. Darmian. No. Brutto errore Nulla. questo, bruttissimo errore. Si avvicina all'area. Emre Can. Occhio a Zil. Occhio, eccolo qua, grande Gigione. Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli Highlight. del match. Occhio alla Oddio, ripartenza. oddio Ciruzzo. Oddio Ciruzzo per Verduzzo. Rigore, no. Spazzano via il pallone. Osil. Emre Can. Dai, Viene sveglia avanti però. la Germania. Buona la chiusura. Ciro Immobile. Ok. Buonaventura per Verdi, sono tutti 10, sono tutti. Mamma mia, veramente sbilanciatissimo la Deutschland. Verdi, vabbè. Ancora in gioco, pericolo. Non si poteva pretendere di più da Verdi. Cambia. Ho fatto già un gol, va bene così. Rimettiamo Candreva, Cutro. Prendiamo Verratti. E mettiamo Parolo. Emre Can. Vai, Verdi. Verdi. Zappacosta. No, Buon anticipo. stiamo attenti, Hector. raga. Stiamo attenti. Attenzione, Timo, l'essenza. Palla di Osil. L'essenza di Timo. Avanza la Germania. Palla interna- No, che dormita. 2-2, incredibile. Gol in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere. continuano Proprio a Müller la giocare faccia ogni da pallone. cazzo. Qui possiamo rivedere meglio il gol della Germania. 2-2. Conclusione Che partita, irresistibile. ragazzi. Va bene, fuori un 4-3, chi lo sa. Ha sfruttato nel migliore Adesso dei sarà modi Cutrone a regalarci il gol. Oddio. Vai Cutro. Vai Cutro. E c'è il tiro. Non ci credo, Pericolo, Cutro. palla in gioco. Ma porca miseria, stiamo attenti a non perdere. Werner. Kimmich. Solo nei giochi l'Italia può prendere 2 gol dalla Germania. Jerome Boateng. Cerca il Buffon. Dai. Di pugno. Buono. Attento qui il difensore Vai, Lori. che allontana. Possibilità per la ripartenza. Sempre partite epiche contro la Germania. Cutrone. Cutrone. Va con il possesso palla. Cutrone no, Il difensore Cutrone non in linea ci di passaggio credo. ha riconquistato palla. Qua si vede la giovane età di Cutro. Mesut Özil. Errore abbastanza imperdonabile. Khedira. La Germania prova ad avanzare. Tocco di ritorno per Jerome Boateng. Sami Khedira. Ma porca miseria, vai. Oddio. Dai. Dai. No. Intercettato. Bravissimo Lori. No, vabbè. Soliti. Madonna, ladri di merda. Si accomoda in panchina. C'è il boato, come sentite, del pubblico.
Evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Che ladri, che ladri. Oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Stiamo entrando nei Che ladroni. Ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Guadagna metri. Che ladroni. Molto pericoloso. Emre Can. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un Che ladroni. Conquistano un buon pallone al Niente, 88esimo. Che schifo per una partita dominata. 2 tiri di sti panzer ignoranti, mamma mia. Vai. Cutrone qua è dura. Oddio, non ci credo. Che bavoso. Che bavoso. Vai Cutro. Sì, vabbè, Cutro fa il mir... Oddio. Cutrone! Cutrone come Totò. 3-2 all'ultimo secondo. Il cronometro non è per nulla da loro parte. Non ci voglio credere. Riusciranno a farsi passare il tempo che E si va a vincere all'ultimo secondo. Ciao Deutschland, ciao. Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. Penso ci può bastare solo un punto col Messico. Mamma mia. Grandi ragazzi, grandi. Dai, non siamo ancora passati a un grande risultato, raga, sotto il comandone veneziano. Grande Cutro. Ciao!